Mentre qui c'è un ufficio... Ufficio programmi complessi. Programmi sì, ma io sono dipendente dell'amministrazione comunale. No, voglio dire, qui c'è un esperto più di urbanistica che si occupa di queste cose. Ovviamente c'è, ma sono una serie di esperti, non solo di urbanisti. Certo. Qui abbiamo avuto sia gli urbanisti, sia gli ingegneri, sia anche i sociologi economici, gli economisti, tutta un'equipe di professionisti si sono dedicati a questa... Ho dovuto studiare prima... Sì, infatti è molto corposa l'analisi di contesto, con dati economici, sia microeconomici che macroeconomici. Quindi qua si parla del canale Berlino-Palermo, si parla del ruolo che ovviamente Messina deve avere in questa programmazione, che ovviamente è una programmazione sovranazionale. Certo, transnazionale addirittura qua. Certo, ovviamente. Internazionale. Ed è una programmazione alla quale noi ci dobbiamo agganciare, una programmazione non la dobbiamo subire, dobbiamo agganciarci, perché ci dobbiamo agganciare con strategie forti. Come diceva l'assessore Scoglio durante il convegno, Messina si deve dotare di una sua spina dorsale, indipendentemente dei trasporti e nello sviluppo urbano e nello sviluppo economico, indipendentemente insomma da ciò che andrà ad accadere con la costruzione del ponte. Il convegno si chiamava Un affaccio verso il futuro. Sì, scenari euromediterranei e trasformazioni urbane in Sicilia. E questo diciamo è lo studio da cui parte poi tutto. Sì, noi abbiamo inquadrato tutto il convegno nell'ambito di questo studio, riallacciando questo studio nel contesto del piano strategico e di tutti. Ora, questo progetto è scollegato dagli altri oppure gli altri sono... No, non è scollegato perché, come abbiamo visto anche durante il convegno con l'ingegner Calì, per esempio di Catania, Catania sta portando avanti un'idea di piattaforma strategica che vada a intercettare i flussi del cosiddetto corridoio meridiano, cioè quel corridoio che va da Suez e che va da Gibilterra fino alla Grecia passando per Suez. E Messina, nella piazza logistica, con il suo piano territoriale provinciale, con la provincia di Messina, la Sicilia ricopre in questo canale importante. Sì, certo, non dimentichiamoci che i porti di Messina sono porti di una certa importanza, cioè ricordiamo solamente 10 milioni di passeggeri nell'attraversamento dello stretto, è il porto naturale più importante d'Italia da questo punto di vista, 3 milioni di veicoli l'anno. 450.000 crocieristi annui come proiezione, 1.200.000 mezzi ro-ro si prevede con il completamento del porto di Tremestieri. Il mezzo ro-ro che cos'è? Il mezzo ro-ro è un mezzo che viaggia con conducente o senza conducente, praticamente ro-ro significa roll-on, roll-off, quindi entra e esce dal mezzo, è una cosa diversa dal traghetto. Con conducente, sì, la motrice, solo i rimorchi. È una cosa diversa invece dalle grandi portacontainer. Sì. E quindi Messina si attrezzerà anche per questo tipo di servizio, sì. Diminuirà il passaggio diciamo anche di questi mezzi. Sì, ovviamente sono funzioni portuali che vanno specializzandosi, questo diventerà il porto storico, il porto della crocieristica, degli scambi con l'area dello stretto. Questo ovviamente diventerà il porto commerciale, dove i mezzi andranno ad attestarsi qui e entreranno in autostrada, quindi non ci sarà più questo passaggio che a volte vediamo. E che cos'è questo schema? Capannoni allo stato di fatto di... Sì, questa è la situazione di oggi di Messina. Sì, questa è la situazione di oggi di Messina e appunto si può vedere come vi sia una certa commistione di funzioni produttive, funzioni residenziali, tutto quello che vediamo in rosso per esempio sono capannoni dedicati alle attività produttive, al commercio e vediamo appunto molte concentrazioni qui nella zona più bella della città. Mandato questi sono per un certo lungi assicuratori? Non so. Questo che cos'è invece? Una zonizzazione, area balneare? Questi invece si tratta di zonizzazioni per... Sì, queste sono zonizzazioni del master plan. Questo?
Questo rappresenta l'accordo siglato nel 19 gennaio del 2009 con il gruppo FS per l'individuazione finalmente di quelle che sono le aree ferroviarie dismettibili nell'immediato, nel breve e nel lungo termine. Possiamo vedere che una gran parte di aree ferroviarie, lì dove c'è la stazione centrale, sono già dismettibili. Questa parte verde che noi vediamo. Questa parte verde è proprio questa, inquadrata nel master plan, ci consente di poter sviluppare già nel breve termine un intervento di ricucitura tra il centro urbano, la stazione marittima, che va riconvertendosi come luogo anche di aggregazione, c'è un progetto di 100 stazioni su questo, e la Real Cittadella. Quindi con questo progetto il Comune pensa di rilanciare... Sì, con questo primo progetto noi già, che non comprende ovviamente la Marina, perché come abbiamo detto la Marina è strettamente subordinata alla delocalizzazione della stazione centrale, però con questo primo intervento di ricucitura già l'amministrazione pensa di poter restituire una parte importante del territorio ai cittadini e alla fruizione. Perché insomma quando parliamo di cittadella, quando parliamo di centro urbano, di funzioni portuali, stiamo parlando insomma questi sono praticamente tutte le istituzioni e gli interessi che gravitano attorno al progetto PIAO. Con cui bisogna avere a che fare. Con cui bisogna avere a che fare, con cui bisogna stringere sicuramente dei rapporti burocratici. Sì, burocratici o più che altro amministrativi, di fattibilità e di interesse nei confronti del progetto. E questo perché si chiama Messina 2020? Messina 2020 è sempre il riferimento del piano strategico. Questo programma l'abbiamo voluto chiamare Un affaccio verso il futuro, perché non è un progetto che si propone di recuperare meramente il waterfront, cioè il waterfront non è una passeggiata a mare in cui io porto a passeggiare il cane, i figli o chissà che. Il waterfront deve rappresentare per Messina un volano di sviluppo, ecco perché è un affaccio verso il futuro, e soprattutto è un progetto che si vuole riallacciare a quello che è il waterfront naturale della città. Quindi se non ho capito male questo canale è fatto dentro il binario ferroviario che oggi noi percorriamo all'interno dei binari e si crea una specie di canale interno. Questo è già esistente, non è un'isola artificiale, esiste. Diventerà un'isola nel momento in cui e poi qua ci sono degli edifici molto alti, si vedono dei grattacieli. Diciamo che poi IGAS ha ipotizzato questo sviluppo in altezza, se vogliamo anche esasperando le altezze, però il concetto fondamentale è quello che... Quindi si può costruire un grattacielo a Messina, diciamo? I grattacieli si sono sempre voluti costruire a Messina, così come si costruivano in altre parti d'Italia, con problemi di natura sismica. Ovviamente a Messina... E perché non si sono mai costruiti là? Queste sono scelte, sono domande che dovremmo demandare a chi ha fatto i piani. Lei è uno strutturista che giustificazione potrebbe dare? Evidentemente si è più voluto puntare l'attenzione su l'espansione territoriale più che sulla riconversione di ciò che non era più utile, diciamo così. Questo skyline che si vede sono le colline di Messina che sono proprio a ridosso della città e che chiudono il tessuto urbano. Sì, la scelta forte appunto è quella di non costruire più sulle colline, non pensare più a un'estensione sulle colline, ma ridisegnare la città dal suo interno, quindi cominciare a ripensare ciò che non è più utile, demolirlo e ricostruirlo. Possiamo, collegandoci a Barcellona, il famoso programma di Barcellona per le Olimpiadi che creò quel famoso affaccio a mare, che paragone possiamo fare con Barcellona? Diciamo che qui c'è la mano sostanziale di Boigas, che è quella insomma che vede questo rapporto con il mare come un rapporto intimo, ecco, il fatto stesso che lui prevede che l'acqua inondi insomma una parte di territorio proprio a significare questa intima connessione, insomma è un'idea forte che si ricollega sempre.